Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La Terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca live su friulitv.net, apriamo dunque con la cronaca e le ultimissime. 2 giovani sono stati aggrediti e feriti da un pitbull questa mattina verso le 8 all'interno del parco pubblico di via Pirona nella zona di Paparotti a Udine. Il cane ha aggredito in maniera più grave uno dei 2 ragazzi, cagionando ferite lievi al secondo. Il più grave si trova ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti di legge e le indagini di polizia giudiziaria assieme all'azienda sanitaria. Stiamo in tema di animali però con il NAS di Udine, perché sono state 6 le violazioni riscontrate nelle cliniche veterinarie della regione, scoperte dai carabinieri per la tutela della salute del Friuli Venezia Giulia durante la campagna di controllo sul territorio nazionale. Su 24 ispezioni i carabinieri hanno riscontrato una violazione a Trieste, 4 a Pordenone e 1 a Gorizia, riguardanti tutta la non corretta gestione dei farmaci. A Udine invece tutte e 6 le cliniche ispezionate sono state trovate in regola. Parliamo di viabilità, importanti novità per quanto riguarda la strada regionale 352, un altro nodo, possiamo dire pericoloso, un punto nero della viabilità regionale che si è cancellato e riqualificato in rotatoria, perché è stata aperta quella di stamattina a Sevediano, che ha sostituito l'impianto semaforico lungo la 352 tra Palmanova e Cervignano, nella frazione di Bagnari Arsa. Con questa soluzione viaria si è fluidificato il traffico sulla strada anche in previsione della imminente stagione estiva, dato che la regionale collega la splendida località di Grado con il casello autostradale di Palmanova. A breve partiranno i lavori per sostituire l'impianto semaforico proprio dell'uscita del casello autostradale con un'altra rotatoria. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid. In Friuli Venezia Giulia su 4.854 tamponi molecolari sono stati rilevati 426 contagi con una percentuale di positività dell'8,78%, 5.098 i test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 578 casi, pari all'11,34%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net e chiaramente le pagine social collegate. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La Terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.